io non credo di avere molto da aggiungere perché avete avuto i documenti. Ecco, posso dirvi che oltre alla lettera agli eletti, di cui aggiungere qualcosa a quello che ha detto Walter poco fa, ma pochissimo, tra i documenti che avete avuto avete avuto anche un documento che illustra i principi sui quali noi ci basiamo. Sono emersi chiaramente dagli interventi che sono stati fino adesso, ma sono raccontati, diciamo così, in forma tale da poter essere utilizzata da chi voglia approfondire e comprendere meglio, avere parole scritte non verbolanti e così via. Per quanto riguarda il documento, invece, la lettera agli eletti, io vorrei mettere in evidenza una cosa in aggiunta a quelle su cui si è già soffermato Bonanni. Quel documento non è una richiesta di adesioni ad alcuni principi, alcune proposte, alcuni obiettivi. Certo, è anche questo, ma è soprattutto l'indicazione preventiva a quanti saranno eletti dei punti sulla cui base noi li giudicheremo. La nostra intenzione è di fare una cosa che non abbiamo voluto fare prima perché non esistevamo, e cioè di incalzare gli eletti. L'abbiamo fatto una volta sola alla fine del mandato regionale con la raccolta delle oltre 15.000 osservazioni, 14.000 rotti delle quali sono state presentate alla Regione. Quell'episodio non aveva solo un valore dimostrativo, aveva anche una duplice valenza che noi vogliamo rafforzare. In primo luogo spiegare, raccontare agli eletti ciò che noi vogliamo, il Veneto che vogliamo. Noi siamo molto infastiditi dal dover sempre criticare. Ci piacerebbe che non fosse così. Perché non sia così bisogna avere delle proposte, e noi crediamo di averle, ma bisogna avere anche degli interlocutori che siano in grado di discutere le proposte, non respingerle seccamente. Questo noi aspettiamo dai consigli che saranno eletti, che ascoltino, che sappiano ascoltare. Poi la decisione spetta a loro, ma che sappiano ascoltare. Ascoltare è controdedurre, rispondere nel merito. La seconda cosa che ci ha interessato molto di quella storia è che è stata, come qualcuno ha detto, una lezione di urbanistica diffusa su tutto il territorio. Noi siamo riusciti a far comprendere a centinaia e migliaia di persone che cosa stava succedendo alle loro spalle. Perché questo è il grande disastro nel quale ci troviamo, secondo me, oggi nel nostro Paese, che le persone si accorgono del disagio, della sofferenza, della morte perfino, quando sono già successi eventi che erano stati programmati molto prima, che loro però non conoscevano, non erano in grado di comprendere, non erano in grado di vedere. Ecco, noi vogliamo fare questo lavoro. E per fare questo lavoro, naturalmente, il rapporto con gli eletti è un rapporto per noi importante, perché sono, come dire, la nostra alimentazione di informazioni, e insieme sono il recapito delle nostre proposte.